diverse da me perché non voglio avere niente a cui spartire. Va ora in onda Autodafè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Con la chiave in tasca invoco libertà, ma per adesso... Bentrovate e bentrovati a un'altra puntata di Autodafè qui su Radio Libertà. Ho il piacere quest'oggi di conversare con il dottor Maurizio Pinkerle, che intanto saluto e che ringrazio. Buongiorno, dottor Pinkerle. Buongiorno, grazie dell'invito. Il dottor Pinkerle è medico chirurgo, specialista in neuropsichiatria infantile, psicoterapeuta, è stato direttore del reparto fino a pochissimi mesi fa, credo, professore Sì. del reparto di neuropsichiatria infantile dell'azienda sanitaria di Macerata. Si è occupato e si occupa dello sviluppo neuropsichico e dei disturbi neurologici e psichici nell'età fra 0 e 18 anni. In particolare ha studiato la depressione nell'infanzia e nell'adolescenza, i disturbi della personalità in queste due stagioni molto delicate della vita umana, i disturbi del comportamento, dell'emotività e del funzionamento sociale, la disattenzione, l'iperattività, spesso causati, e qui entriamo subito in uno dei temi della nostra discussione, dall'uso eccessivo anche di smartphone e tablet nei primi anni di vita, lei ha fatto notare. Ha studiato anche approfonditamente i temi dell'autismo e della DHD, cioè l'attention deficit e hyperactivity disorder, che è un'altra delle sindromi, credo, tipiche, no, della nostra adolescenza. Dal 99 al 2011 è stato per lunghi 12 anni anche giudice onorario del Tribunale per i minorenni alla sezione minori della Corte d'Appello delle Marche, quindi credo abbia, professore, anche sviluppato una discreta esperienza della casistica, per dire così, criminal penale, no? Anche se negli ultimi 12-13 anni questa casistica si è enormemente arricchita. Voglio fare un richiamo biografico, se lei me lo consente, perché lei è il nipote di un nonno illustre per la pediatria italiana, si chiamava come lei, Maurizio Pinkerle, un pediatra molto noto a Bologna, sebbene di origini pavesi, ordinario di clinica pediatrica all'Università di Bologna, direttore della clinica pediatrica Gozzadini, uno dei pionieri, credo, della pediatria italiana, ha frequentato corsi a Vienna, a Firenze, è diventato professore nelle università di Siena e Pavia. Dal 29, con un'interruzione dovuta alle leggi razziali, ha insegnato all'Università di Bologna, fondando la rivista scientifica Archivio Italiano di Pediatria. La famiglia Pinkerle è di origine ebraica e il professor Maurizio Pinkerle è stato uno dei professori universitari che, in quanto ebrei, furono sospesi dall'insegnamento in applicazione appunto delle leggi razziali, anche se iscritti al Partito Nazionale Fascista. Il divieto di praticare la professione di medico arriva nel 40, sarà reintegrato, ma credo con molte difficoltà, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo per richiamare anche un tema di perenne attualità, diciamo. Intanto, dottor Pinkerle, io entrerei subito nel vivo della nostra discussione. Io ho citato alcuni dei suoi studi e le lascio subito introdurre in senso generale, fare un quadro clinico, mi viene da dire, di quello che è sotto i suoi occhi, in base alla sua esperienza. Qual è lo stato di salute dei nostri giovani e giovanissimi? Lei si è occupato di, appunto, giovani e giovanissimi fra 0 e 18 anni, età delicatissima e spesso anche protagonista di fatti di cronaca nera, purtroppo, perché ne abbiamo sott'occhio uno, l'ultimo. È una ragazzina di 12 anni, l'altro giorno a Roma ha accoltellato un compagno perché il compagno ha riferito che lei stava copiando alla professoressa. Questa è la giustificazione. La madre dice, incredibile, perché non ha mai fatto un gesto violento, anzi è una persona molto introversa, al punto tale che pensavamo che lei stessa fosse stata vittima di soprusi in qualche modo. Professore, come stanno questi ragazzi che lei vede, che ha visto e vede tutti i giorni? Male, la risposta è molto semplice, stanno male, ma molti stanno male. Una volta erano pochi quelli che stavano male. Considerate che quando io ho cominciato a lavorare negli anni 80, circa 40 anni fa, quindi la patologia psichiatrica in età evolutiva era molto scarsa, cioè c'erano pochi ragazzini che avevano problematiche psichiatriche, tant'è che la neuropsichiatria infantile, vedete che la terminologia è proprio, ci dice molto, neuropsichiatria, cioè la scienza
che studiava la psiche dei bambini era insieme alla neurologia, quindi diciamo che i casi di neurologia erano molti di più rispetto a quelli di psichiatria, e quindi noi eravamo tutti molto ben formati sulla neurologia. Poi piano piano negli anni c'è stata una deriva, uno scivolamento verso le problematiche di tipo psichico, mentre le problematiche neurologiche sono rimaste praticamente stabili, per cui all'interno della neuropsichiatria infantile ormai la fa alla grande la psichiatria, mentre la neurologia è rimasta lì ferma, insomma, e quindi non ci ha dato grossi problemi. La neurologia non ci dà grossi problemi, sappiamo bene come affrontare tante patologie. Mentre per la psichiatria ci siamo veramente trovati un po' impreparati, anche perché noi non eravamo proprio formati bene su queste nuove patologie, come appunto lei ci diceva adesso, quindi la DHD, poi dopo tutti questi disturbi psichici che sono venuti fuori, disturbo esplosivo intermittente, e poi tante altre patologie che vedono in campo la psichiatria, una problematica di tipo psichiatrico, la depressione in età evolutiva, che nel bambino si manifesta in modo molto diverso rispetto all'adulto. Quindi tutta una serie di cose che poi, andando a contare negli accessi in ospedale, negli accessi nei pronti soccorsi, più o meno sono stabili su tutto il territorio della Repubblica Italiana. Cioè negli ultimi anni abbiamo avuto un aumento esponenziale, quasi direi, perché più o meno dal 2013, 2012-2013 noi abbiamo un aumento che è partito sul 10, prima 10, poi 15, poi 20, siamo arrivati a 33-34% annuo di aumento di patologia psichiatrica, che significa aumento di accessi al pronto soccorso dell'età evolutiva. Quindi ci sono veramente alcuni centri, come nelle più grandi città, Roma mi viene in mente, il collega Vicari a Bambin Gesù ce lo dice sempre, e quindi c'è stato un aumento, cioè tutti i giorni arrivano tanti casi nuovi, che sono casi di difficile gestione. Ecco, questo ultimo è stato questo problema, questa cosa di questa bambina di 12 anni che ha dato una o più coltellate a un compagno, ma abbiamo avuto anche tante aggressioni ai professori, per esempio, quindi nella scuola ormai quasi in tutte le città abbiamo professori che sono aggrediti dai propri studenti, e poi dopo, ecco, anch'io sono stato aggredito da una mia paziente una volta, una ragazzina di 15 anni. Nel momento in cui uno fa un discorso che a loro non va bene, la tolleranza per la frustrazione è zero. Ecco, quindi questo problema della tolleranza per la frustrazione è diventato un problema veramente molto molto grande, cioè questi ragazzi non sanno gestire le loro frustrazioni, il primo no che arriva innesca subito delle reazioni di tipo istintivo estremamente violente. Ecco, dottor Pinker, lei ha fatto riferimento prima a una sindrome, il disturbo esplosivo momentaneo, mi pare. Il disturbo esplosivo intermittente, che è un'altra patologia. Sì. Sono bambini che all'improvviso esplodono con la loro aggressività, quando tutto va bene, stanno in classe, magari fanno i compiti, a un certo punto uno si alza e va a infilare la matita nell'occhio a un compagno, come è successo a un mio paziente. Sono bambini anche insomma, mi perdoni, ma proprio volgarmente parlando, e certamente in maniera errata, comportamenti di questo genere, uno un tempo diceva questo è un pazzo. Ma sì, nei bambini non possiamo dire questo è un pazzo, cioè ci chiediamo cosa passa per la testa di un bambino che mentre sta facendo un compito a un certo punto si alza, va nell'altra fila, cioè mentre l'altro pure stava facendo un compito tranquillo viene aggredito senza apparente nessun motivo. Per cui sono delle esplosioni di rabbia che magari possono essere collegate sempre a una difficilissima gestione di questi istinti, perché l'istinto della rabbia ce l'abbiamo tutti, però è chiaro che quando noi abbiamo un istinto della rabbia poi lo sappiamo controllare dal punto di vista della razionalità, e quindi razionalmente non esplodiamo, anche se è chiaro che tante cose che si vedono alla televisione o sulla PlayStation o su altri mezzi digitali ci fanno vedere che di fronte a una piccola cosa uno può reagire
quasi impunemente, in maniera istintiva, e quindi ci sono anche degli esempi che sono esempi completamente sbagliati, ai quali esempi però i nostri giovani si uniformano molto facilmente, quindi bisogna stare anche molto attenti in Ecco, questo. professore, intanto mi ha colpito una cosa del suo discorso, cioè che statisticamente queste questioni cominciano a diventare rilevanti, no? C'è una differenza nei numeri rispetto al passato. I numeri di queste esplosioni, diciamo, di sofferenza, di violenza, eccetera, sono crescenti, no? Questo è un dato di fatto. Il dato numerico ha un suo valore, l'interpretazione diventa più difficile, no? Perché lei ha fatto riferimento alle questioni mediatiche, all'influenza, diciamo, magari anche dei social, che ne so. Però questo che mi veniva da chiederle è questo: ma i modelli familiari quanto contano rispetto ai modelli sociali o anche a quelli mediatici e comunicativi, dai quali i bambini sono immersi fin da subito, perché tutti vediamo in giro, anche semplicemente andando magari al ristorante, bambini con il loro telefonino, magari che usano già anche WhatsApp, perché lì si può usare anche l'audio e quindi è tutto più facile. Quanto pesa l'educazione familiare rispetto all'ambiente sociale circostante, che è un tema no, di quelli È un classici? intreccio, io dico sempre, dico sempre, è un intreccio di cose che stanno andando tutte in un certo senso. Quindi sicuramente a livello sociologico vediamo che ci sono stati dei cambiamenti epocali, il crollo del modello familiare patriarcale, per esempio, quindi il fatto che molte famiglie sono sparpagliate in Italia, dove ci sono genitori abbastanza giovani o non più tanto giovani, anche perché poi in Italia c'è anche questo problema, ma spesso soli, cioè non c'è una rete sociale che possa aiutare. Allora magari il papà fa il camionista, la mamma sta a casa, ha 3 figli e non riesce a gestire questi 3 figli, uno magari con la DHD, l'altro con l'autismo, l'altro va male a scuola, magari c'ha un DSA, dislessico, per cui ecco, una madre così, a me per esempio è capitato anche una madre di 3 bambini autistici, con il papà che fa il camionista e sta fuori 10 ore al giorno per mandare avanti la famiglia, completamente sola perché i nonni vivono a 1000 chilometri di distanza, meridionali, la madre sta al centro Italia. Per cui è molto difficile per una donna così mandare avanti la famiglia, perché non sa più dove sbattere la testa. Si immagini un po' con 3 figli autistici che cosa significa, ecco. Nonostante gli aiuti sociali, che però sono sempre meno, perché poi quando lo Stato deve andare a raschiare il barile per trovare dei soldi, li trova o sui pensionati o sui servizi sociali o sulla sanità, l'abbiamo visto Certo. anche adesso ultimamente. Quindi alla fine ci sono sempre meno fondi per aiutare queste povere persone. Ma diciamo che in generale c'è il problema anche degli errori educativi. Questo è un problema molto grosso che sta venendo fuori bene anche negli ultimi anni, lo Sì. stiamo vedendo sempre di più. C'è tutta una serie di errori educativi. Questi errori educativi vengono fatti nel momento in cui appunto una famiglia si trova a vivere delle problematiche. Mettiamo solamente, faccio un esempio molto semplice: bambino che di notte non dorme. Ci sono dei bambini che nei primi 3-4 anni di vita si svegliano 4, 5, 6 volte per notte. E cosa succede? Che i genitori la mattina devono andare a lavorare, devono alzarsi presto, alle 6:30, poi uscire di casa, quindi hanno bisogno di dormire di notte, almeno i genitori, ma se questi si svegliano 6 volte per notte col bambino che urla, non sanno come fare. Per cui l'unico modo che loro vedono è quello di mettere nel lettone il bambino e tenerlo abbracciato con calore umano. Il bambino si tranquillizza tra le braccia del papà e della mamma, e queste cose a volte vanno avanti anni. Cioè io ho visto dei ragazzini di 10 anni che ancora dormono abbracciati nel lettone con i genitori. Questo è un errore educativo clamoroso, perché chiaramente fa sì che la psiche del bambino resti ancorata ai meccanismi mentali dei primi anni di età evolutiva e non vada avanti. Quindi scarsa autonomia notturna significa scarsa autonomia diurna, e la scarsa autonomia poi dopo significa che il bambino ha bisogno di tutta una serie di cose che non riesce a fare, mentre i suoi compagni di classe le fanno benissimo magari. Per cui si crea un'emarginazione. E allora ecco, questo è un semplice esempio, ma poi dopo ce ne sono tanti altri, si Sì. possono fare di esempi di errori educativi, tanti errori educativi. Un altro errore educativo è quello di non dire del no, non dire no, perché dire no a un bambino, cioè dire no, questa cosa non la fai, oppure questa cosa non la usi, questo telefonino non lo puoi usare perché sei ancora troppo piccolo, dire cose di questo genere innesca in questi bambini delle crisi, e allora i genitori, pur di non avere le crisi dentro casa perché sono stanchi morti quando tornano dal lavoro,
lavoro, oppure magari nemmeno ci sono e affidano ai nonni queste cose o alle babysitter. Questi bambini crescono con un senso di onnipotenza, di poter fare tutto quello che vogliono, sono liberi di fare quello che vogliono. Il primo no innesca subito una reazione, perché la tolleranza per la frustrazione non c'è per niente. Ma come si insegna a tollerare la frustrazione? Dando frustrazioni. Bisogna dare un po' di frustrazioni nella misura in cui il bambino sia in grado di recepirle, di accettarle, quindi molto piccole all'inizio, poi man mano che il bambino si fortifica, si irrobustisce nel suo sviluppo, nella sua crescita, queste frustrazioni devono aumentare di intensità e di frequenza. E allora questi bimbi diventeranno degli adolescenti che sanno affrontare i guai del mondo, perché poi quando uno è adolescente le frustrazioni comincia a sperimentarle dovunque, un voto che va male a scuola, un compagno che fa la spia alla professoressa, sì, un altro che ti porta via una cosa mentre tu la stai utilizzando, cioè tutta una serie di cose che soprattutto in questi ragazzini che sono proprio come diceva quella madre, cioè i più chiusi, i più taciturni, quelli che sembrano i più frustrati e quelli che non reagiscono, che sembrano proprio i più teneri in qualche modo, i più fragili, proprio quelli a volte hanno delle reazioni micidiali, esplosive, che possono portare, ecco, all'accoltellamento o a cose di questo genere. E sono dei reati anche molto gravi. Tra l'altro questi ragazzini, non essendo allenati alla frustrazione, non sono nemmeno allenati a capire la gravità dei loro gesti. Questo è un altro aspetto che lei ha toccato in una recente conversazione con il collega e amico Carlo Cambi su Panorama, no? Su Settimanale Panorama. Io volevo affrontarlo poi specificamente. Prima di questo, dottor Pinkerle, io volevo sottoporle alcune notizie tratte da una parzialissima rassegna stampa che riguardano i minori. Per esempio, una notizia che è uscita da poco è questa e ha a che fare con il report sulla criminalità minorile in Italia tra 2010 e 2022 curato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, cioè dal Ministero dell'Interno. I numeri grezzi ci dicono che i reati commessi da minori sono in aumento di oltre il 15% dal 2010 a oggi e c'è l'allarme sull'uso dei social. Poi toccheremo questo aspetto dei social perché a lei vi si è dedicato. Un altro dato che invece ci riporta un'altra organizzazione, non è il Ministero dell'Interno, ma è Terre des Hommes, l'altra faccia della medaglia per così dire, ogni giorno in Italia vengono compiuti 19 reati contro i minori. In 10 anni maltrattamenti e abbandoni sarebbero saliti del 34%. Violenza che si consuma sempre di più sul corpo di bambine e ragazze. Sono due fotografie che risultano anche a lei, dottor Pinkerle, e sono due facce della medaglia che si intersecano o sono due fenomeni completamente diversi, non dipendenti e interdipendenti? No, sono molto dipendenti tra loro e spesso dipendono anche da un'esasperazione degli adulti, perché gli adulti tante volte tendono molto a esagerare queste cose, ci sono spesso situazioni critiche all'interno dei nuclei familiari dove alcuni comportamenti vengono fraintesi, per cui poi si arriva a delle esplosioni di violenza, lo vediamo tutti i femminicidi che ci sono ormai in Italia, e quante donne vengono maltrattate dai mariti, così. E chiaramente l'esposizione di un bambino a questi gesti così gravi produce poi dopo chiaramente una coazione a ripetere, nel senso che il bambino comincia a comportarsi nella misura in cui lui vede queste cose, quindi incomincerà a mettere in atto comportamenti simili a quelli che vive dentro casa sua. E quindi se c'è un papà che mena la mamma, quel bambino imparerà ad essere aggressivo verso le donne, verso le compagne a scuola, verso, quando sarà adolescente, verso le professoresse e cose di questo genere. Quindi è chiaro che molto dipende dagli adulti, quindi è una società in crisi anche nel mondo degli adulti, questo lo sappiamo sicuramente. Certamente la donna una volta soggiogata, quindi come dicevamo prima, torniamo alla sociologia, no? La donna era soggiogata, io qui ho dei libri di pediatria, prima parlava di mio nonno, cioè libri di degli anni 30 dove leggevo l'altro giorno, anche ogni tanto mi diverto a leggere queste cose, dove c'è scritto la donna deve stare in casa a fare la calzetta, gli uomini vanno a lavorare.
Cioè, quindi è chiaro che le donne venivano obbligate a fare delle cose, per cui mi ricordo su un libro di Rita Levi Montalcini, che ho avuto il piacere di conoscere tanti anni fa, dove lei diceva: andai un giorno da mio padre dicendo io non voglio fare la donna di casa, non voglio fare figli, voglio fare la scienziata. E il padre restò lì ammutolito e poi alla fine la fece fare, però insomma alla fine chiaramente per vincere il premio Nobel non ha potuto avere una famiglia, non ha potuto sposarsi, cioè ha dovuto fare una scelta o, mentre gli uomini non hanno mai fatto scelte su se la famiglia ce l'ho e faccio anche carriera, insomma, quindi Sì. le donne spesso, ecco, proprio io considero la Levi Montalcini un prototipo di quello che era la donna del secolo scorso in qualche modo, per cui se vuoi diventare un grande personaggio nel mondo della scienza devi rinunciare ai tuoi affetti, devi rinunciare alla famiglia e tutto. Per cui, ecco, le donne, diciamo, sono state sempre obbligate a fare delle cose. Oggi con la liberazione femminile ben venga e che ci siano tante donne che sono in grado di mandare avanti il mondo benissimo, però questo ha portato tutta una serie di squilibri e gli uomini non sono preparati, i maschi non sono preparati ad affrontare questo fatto che una donna dentro casa, oltre che mandare avanti la famiglia, abbia anche dei tempi da gestire facendo la dirigente o facendo anche la semplice operaia, quello che quindi anche 6, 7, 8 ore al giorno stare fuori di casa. Questo per esempio c'è un riflesso assolutamente negativo sullo sviluppo dei primi 2 anni di vita del bambino, perché se una mamma deve tornare a lavorare perché poi dopo noi sappiamo che in Italia anche le leggi sul lavoro femminile sono proprio poco applicate, per cui se una mamma deve tornare a lavorare a 2 mesi, quando il bambino è nato da 2 mesi, quindi lei ancora lo sta allattando, gli dicono guarda o rientri al lavoro oppure perderai per sempre questo lavoro e quindi la famiglia poi alla fine non avrà più di sostentamento, la donna abbandona questo bambino alla nonna che magari ha l'Alzheimer oppure babysitter totalmente incapace, disturbata lei stessa, adolescente, e quindi questi bambini crescono con disturbo di attaccamento. Bowlby, la Ainsworth e tanti altri scienziati, ma Margaret Mahler, eccetera, hanno fatto dei lavori meravigliosi negli anni 50-60 sull'attaccamento madre-figlio nei primi 2 anni di vita. E su questo adesso, oggi se ne parla poco di queste cose, però io dico sempre, io ho una formazione che è di tipo psicanalitico inizialmente, poi dopo è diventato proprio invece più di tipo proprio neurobiologico, quindi ho tutte e due le esposizioni. Io valorizzerei anche questo tipo di discorso psicanalitico. Noi sappiamo, ho insegnato all'università tanti anni, all'Università di Macerata, Scienze della Formazione, e abbiamo fatto con le mie allieve delle tesi di laurea, dove io ero relatore, su come il disturbo di attaccamento nei primi 2 anni di vita, che significa avere una mamma che non c'è, che pure quando all'improvviso arriva, oppure quando il bambino ha bisogno non è presente, quindi tutta una serie di disturbi di attaccamento che si creano nei bambini, cioè quello che loro chiamano l'attaccamento insicuro, Bowlby lo chiama attaccamento insicuro. Questo tipo di attaccamento insicuro porta, e questo l'ho dimostrato anche tutte queste tesi che hanno fatto le mie allieve, porta molto spesso a un'organizzazione di personalità difettosa, cioè che non va bene, cioè la personalità è molto di un adulto è molto dipendente da quelle che sono state le prime esperienze nei primi 2 o 3 anni di vita, e questo sono quasi sempre esperienze fallimentari nel rapporto con la figura materna. Allora, ma la nostra società vuoi tenere conto un attimo di queste cose? Non è che l'ha dette l'ultimo arrivato, sono grandi, ormai è scienza consolidata, insomma. No? Sì, sono grandi scienziati che ci dicono ma perché non ne dobbiamo tenere conto? Ormai nella società italiana l'abbiamo visto, un dato di fatto è che nascono sempre meno bambini, ma non è che nascono meno bambini perché gli italiani sono degli stupidotti, si vogliono andare a divertire, nascono meno bambini perché è difficilissimo gestire una famiglia con più bambini se una madre che lavora deve perdere il proprio lavoro, non può più rientrare al lavoro, quando rientra al lavoro trova il suo posto occupato da un'altra persona, spesso un uomo che non dà questi problemi, e insomma ci sono grosse difficoltà, ma bisogna fare delle leggi che tutelino meglio il rapporto madre-figlio nei primi 2 anni di vita, e devono essere delle leggi molto stringenti, che diano la possibilità alle madri di stare, se lo vogliono, a casa con i loro figli nei primi 2 anni di vita,
prendendo lo stipendio che prendevano quando lavoravano. Questo è il punto, cioè bisogna investirci dei denari su questa cosa. Non Ecco, si può. dottore, io immagino che il volto, diciamo, di tanti ortodossi custodi, austeri custodi dei cosiddetti conti pubblici. Poi noi sprechiamo una quantità di soldi in maniera improduttiva, no? Questo sarebbe un investimento vero, perché alla fine lei parlava prima del welfare o dei servizi sociali che arrivano dopo. Qui si tratterebbe invece di partire dalla base, dall'inizio, no? Certo, bisogna fare prevenzione, è una prevenzione sociale importantissima e quindi stimolare il rapporto madre-figlio, dare la possibilità, non è che noi vogliamo obbligare le madri a stare a casa con i loro figli, Certo. assolutamente, però dare la possibilità a una madre di dire guarda, io sto facendo un lavoro. E lei sta rimango- parlando dei primi 2 anni oltretutto, Sì, no? Quelli 2 anni. fondamentali. Esatto, nei primi 2 anni di vita, perché vede, ci sono tanti studi importanti che dicono che nei primi 2 anni di vita il bambino non ha la costanza dell'oggetto. Cosa vuol dire avere la costanza dell'oggetto? Vuol dire che se io una persona non la vedo perché mi si allontana, io posso andare in panico perché quella persona non c'è più, è morta nella mia mente, non c'ho più nemmeno il ricordo di quella persona. Ma questo lo diceva Piaget, che pure non è l'ultimo arrivato. Prima di avere la costanza dell'oggetto dobbiamo avere una stabilità dell'io e l'io si forma come minimo 2 anni, ma ci vogliono anche 3 anni, ci dice la Mahler. Comunque noi sappiamo che i danni grossi sono nei primi 2 anni di vita, cioè una mamma che si allontana, che va a lavorare. Io ho avuto tante famiglie, ho seguito tante famiglie, madri che sono state obbligate a lavorare a 500 chilometri dalla casa e il papà lavorava da un'altra parte, per cui famiglie spezzate con dei bambini piccoli che chiaramente sono stati affidati ai nonni, così, e che poi dopo però hanno presentato quasi tutti disturbi psichici. E allora questo vuol dire che bisogna tenerne conto. Allora, se noi facessimo una legge che dà la possibilità alla mamma di stare a casa 2 anni, se lo vuole, e in questi 2 anni prendere lo stipendio e mantenere il suo posto di lavoro, questo consentirebbe già di migliorare moltissimo la situazione, perché una donna lo metterebbe in cantiere anche un secondo figlio. Pensi che bellissimo punto di programma sarebbe questo per un qualsiasi, diciamo, agenda di governo? Sarebbe non l'ho mai visto però qualcuno che osasse dire questa cosa. Non lo vogliono fare, perché non lo vogliono fare. E una volta che io non lo sapevo, ma nel pubblico c'era un deputato, questo si è alzato in piedi e ha cominciato a contestarmi dicendo che io stavo proponendo una cosa totalmente impossibile perché la Repubblica Italiana non può fare cose di questo genere. Magari dandole anche del reazionario. Ma lei dice, lei non si rende conto, poi dopo hanno cominciato, poi da un'altra parte magari le femministe ti vengono fuori dicendo ma no, perché noi vogliamo avere la nostra vita libera. Allora, insomma, se una donna ama avere figli, io con tutte le persone che ho frequentato nella mia vita ho sempre capito e sentito questo, che le donne amano avere figli perché ce l'hanno insito nel DNA. Allora, se una persona ama avere figli, va aiutata in questo, in tutto e per tutto. Gli si danno degli aiuti e poi dopo la donna decide se usufruirne o non usufruirne, quindi piena libertà. Io la sua proposta la leggo come una proposta di welfare in senso classico. Non voglio scomodare Beveridge, l'inventore del welfare state in Gran Bretagna, però la vedo così, è una proposta anzi socialista se vogliamo, no? Se vogliamo proprio nobilitarla sotto il profilo dei lombi di nobiltà politica. È una proposta che io trovo ragionevole. Oltretutto lei dice si tratta di un periodo. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna alle arie, in questo momento chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Acerbis, d'olio novello, straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo chiaramente direttamente al frantoio 030
68 40 408 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu e ve sempre a gala. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Io la sua proposta la leggo come una proposta di welfare in senso classico. Non voglio scomodare Beveridge, l'inventore del welfare state in Gran Bretagna, però la vedo così. È una proposta anzi socialista, se vogliamo, no? Se vogliamo proprio nobilitarla sotto il profilo dei lombi di nobiltà politica. È una proposta che io trovo ragionevole. Oltretutto lei dice si tratta di un periodo molto limitato. Tu hai la garanzia, madre, di avere il tuo stipendio, lo fai per 2 anni il mestiere di madre, che è importantissimo, metti le basi per una società più sana e torni al tuo lavoro. Devi avere la garanzia di poter tornare al tuo lavoro. Io non ci trovo niente di oscurantista in tutto, anzi la vedo sinceramente come una proposta illuminata, francamente. Si deve fare così, perché Se sennò poi dopo 40 anni di attività lei mi dice questo sono i nodi essenziali da affrontare, io mi dico ma cosa ci stanno a fare i politici? Dovrebbero essere il terminale di una serie di osservazioni intelligenti fatte da persone che hanno speso una vita nei diversi campi, no? Perché il politico non può essere esperto di tutto. Io parlo col dottor Pinkerle perché lui è esperto di queste cose e ci ha passato una vita e mi può fornire delle indicazioni come questa, che io trovo di un pragmatismo assoluto, mi lasci dire. Quindi mi stupisce la contrarietà, perché non è né progressista né oscurantista questa questione, questa è una questione pragmatica. Non è dando, che ne so, il bonus pannolino, cose di Appunto. non è questo quello che interessa una famiglia. Interessa crescere sani i figli, potersi dedicare bene ad allevare di figli, e ci vogliono, nei primi 2 anni di vita è fondamentale, ma soprattutto andrebbero fatti anche dei corsi di genitorialità, facilitare molto la genitorialità, perché i giovani non essendoci più un modello patriarcale, che è benissimo che non ci sia assolutamente, su questo non vogliamo proprio spazzare ogni dubbio, insomma, non ci deve essere più, il mondo va avanti sicuramente, però vede, nel modello patriarcale che c'era una volta, cioè considerate che una volta il 90%, 100 anni fa, 150 anni fa, il 90% delle famiglie italiane erano in ambiente rurale, e all'interno di queste mega costruzioni o più piccole, insomma, che erano le case coloniche, ci stavano varie generazioni. Quindi tanti errori educativi le donne giovani non li facevano perché avevano la Vergara, che era la vecchia nonna, che stava lì, gli diceva no, non fa così, questo, e quindi un po' aiutava anche le giovani a crescere i figli nel modo giusto. C'era una tradizione di tramandamento di regole giuste. Adesso queste ragazze si trovano senza le istruzioni per l'uso, quindi, perché proprio veramente delle volte abbiamo fatto un convegno che si intitolava proprio istruzioni per l'uso, perché a un certo punto noi dobbiamo dare delle regole da seguire anche ai genitori, perché adesso oggi si parla di parent training all'americana. Parent training vuol dire allenamento genitoriale in qualche modo, ma i genitori devono imparare a fare i genitori nel modo giusto, quindi non devono fare errori educativi, e questi errori educativi vanno assolutamente evitati, perché poi dopo questi errori educativi non è che uno lo fa per qualche giorno e poi dopo smette. Gli errori educativi diventano concreti e vanno avanti per 7, 8, 10 anni, e nella crescita di un bambino avere tutti errori educativi, cioè un padre che torna a casa, che non dice mai nessun no a un bambino perché non vuole rotture di scatole, perché è stanco dal lavoro, vuole stare sereno in famiglia, quelle poche ore che passa a casa le vuole tranquille, e quindi magari si mette a giocare alla PlayStation col figlio, quindi non dà un modello educativo di una generazione che ti guida, ma si mette spesso alla pari. Spesso i genitori di oggi si mettono alla pari coi figli, chiedono scusa se danno una sgridata, ma perché io ti devo chiedere scusa se ti sgrido? Faccio capire al bambino che ho sbagliato qualcosa, quindi il bambino alla fine mica sono scemi i bambini capiscono, e dice mio padre mi chiede scusa, vuol dire che c'ho ragione io, c'ha torto lui, quindi io continuo a fare come mi pare a me. Cioè, alla fine i genitori devono essere anche un po' attori, cioè io sono pure io padre, ma quando io sgridavo mio figlio perché compiva degli errori, avevo un senso di colpa, l'ho vissuto il senso di colpa, perché mi dispiace. A un padre dispiace sgridare un figlio,
però noi dobbiamo far finta un po' agli occhi dei nostri figli di essere un pochino duri su questo, di essere inflessibili, e allora un bambino capisce che papà avrà una sua posizione, che magari il bambino all'inizio non accetta, però poi dopo ci ragiona sopra. Però bisogna essere autorevoli, dare soprattutto dei buoni esempi, e quindi gli esempi bisogna, molte cose sono legate alla normale educazione che anche un genitore ha ricevuto, ma altre cose nel mondo di oggi devono essere spiegate. Se per esempio l'uso del telefonino, il genitore di 40 anni non l'ha vissuto, perché ai tempi suoi, quando era bambino lui, il telefonino non c'era. Quindi ecco, si deve sapere quanto dare il telefonino, perché anche il problema del telefonino, molto semplice, che la società di pediatria dica prima dei 9 anni no, però è anche vero che se le maestre a scuola dicono bambini, allora adesso i compiti ve li metto sul telefonino, e un bambino di terza, quarta elementare, 7-8 anni, seconda elementare, c'ha già i compiti sul telefonino, è chiaro che poi il telefonino, giustamente, delle mamme dice: ma io lo devo usare, glielo devo fare usare, perché sennò non sa neanche dove prendere i compiti sto bambino, perché i compiti arrivano tramite cellulare, e quindi il bambino li vuole vedere. Certo. Quindi bisogna che ci sia tutta una serie di regole in cui tutta la società si identifica con queste regole. Per cui il telefonino a scuola, darlo o non darlo, ci sono molti punti di vista su questo piano. Ecco, per cui tante cose che dovrebbero essere spiegate bene ai genitori, perché i genitori fanno tanti errori educativi, ma tantissimi. Poi sul discorso del computer e del telefonino, lei ha fatto, proprio parlando con Carlo Cambi su Panorama, un'osservazione molto interessante, sulla quale, se lei ha ancora qualche minuto, io poi vorrei tornare. Ma volevo anche chiederle conto di un'altra notizia che traggo da questa parzialissima rassegna stampa. Nel 2023, e qui chiamo in causa anche la sua esperienza come giudice del Tribunale dei minorenni, sono stati 1143 l'anno scorso i giovani che hanno fatto ingresso in istituti penali minorili, mai così tanti negli ultimi 15 anni. Dottor Pinker, la sua esperienza presso il Tribunale dei minori che cosa le ha insegnato da questo punto di vista? La repressione funziona anche dal punto di vista penale? Serve? Serve molto poco, perché poi quando io ho visto un po' da tutti i punti di vista, un po' come giudice, e quindi vedevamo tante situazioni veramente disperate, e anche situazioni che socialmente sono molto problematiche. Certamente oggi questo fenomeno dell'immigrazione ha portato ad un aumento, perché molti sono ragazzi che vengono da incapacità, perché loro non riescono, non hanno nessun appoggio, spesso sono minori non accompagnati, quindi per vivere devono rubare, devono vivere di espedienti, quindi tanta di criminalità in età evolutiva è anche legata a questa cosa qua. Abbiamo avuto, per esempio, io ho fatto parte anche dei gruppi per la determinazione dell'età, perché lei sa che è molto importante determinare esattamente l'età di questi ragazzi per capire se sono maggiorenni o minorenni, perché poi dopo, venendo da zone dell'Africa dove lo sviluppo non è uguale a quello dei ragazzi europei, molto spesso non si riusciva a capire bene, e quindi c'è tutta una tecnica olistica, diciamo, in cui ci sono tanti aspetti da prendere in considerazione per poter dare un'età presunta, perché questi arrivano tutti senza documenti, quindi dobbiamo capire intanto se sono maggiorenni, se sono minorenni, perché le leggi cambiano a seconda della loro età, e quindi dare anche una possibilità di comprendere bene qual è l'indirizzo giusto da dare a questi ragazzi, cioè se metterli all'interno di strutture per l'età evolutiva, oppure se inserirli nel mondo del lavoro, se rimandarli a casa, perché adesso c'è anche questo aspetto qua. Insomma, è chiaro che questi spesso delinquono perché non Tra hanno... l'altro nelle carceri mi sembra sono circa la metà i minorenni stranieri detenuti negli istituti minorili, no? Molti di questi, io ho fatto parte di questi gruppi, ho parlato con alcuni di questi ragazzi, che penso che chi non ci ha lavorato non si rende conto minimamente di quello che è successo e che ha vissuto questa gente. Io mi ricordo un ragazzo che
grossissimi problemi, così, mi ha fatto vedere le gambe, ci avrà avuto 10-15 ferite d'arma da fuoco sulle gambe, e lui mi disse che gli avevano sparato in Libia e quindi aveva avuto una raffica di Kalashnikov, e aveva un ragazzino di 15 anni che vede un Kalashnikov che apre il fuoco contro di lui, penso che sia un'esperienza terribile. Terrificante. Sotto al treno poi sopravvive, insomma. E quindi questo ragazzo ha raccontato esperienze tremende, ecco, su questi gommoni per venire. Poi dopo l'arrivo in Italia è assolutamente il disorientamento completo, perché loro vengono da ambienti completamente diversi dal nostro ambiente, quindi questo disorientamento, quindi spesso partono le reazioni di difesa-offesa, cioè una persona ti viene a chiedere una cosa, tu pensi che sia un nemico e lo aggredisci perché sei impaurito, a volte proprio la paura. Quindi è difficile, è chiaro che sono situazioni, e molti dei ragazzi che hanno avuto processi, oppure sono stati arrestati, che sono finiti in queste comunità, così, sono ragazzi che hanno vissuto problematiche gravissime di questo tipo, insomma, per cui certamente, ma l'aumento è un aumento generalizzato. È poi chiaro, noi abbiamo le nostre strutture, consideriamo che le carceri minorili stanno diminuendo moltissimo, e quindi perché si è capito che non è quella la soluzione. Sono strutture di tipo residenziale, sono delle comunità, insomma, comunitarie, per cui ci sono le comunità un po' più aperte, quelle un po' più chiuse, diciamo, ci sono quelle con le reti per cui non escono, non possono scappare, quindi sono ragazzi che hanno commesso dei reati e che quindi poi dopo, vabbè, la legislazione sulle problematiche penali minorili dicono che hanno tante altre possibilità, oltre a quelle della reclusione in un luogo, possono essere messi alla prova, per esempio ci può essere il perdono giudiziale. All'inizio, insomma, se sei un minore e hai commesso qualche cosa che non va bene, spesso viene avviato su delle strade di recupero che con i servizi sociali, con l'aiuto del consultorio, eccetera, insomma, spesso molti riescono a migliorare. Altri hanno invece una formazione mentale che è quasi, secondo me, a volte è quasi irrecuperabile, per cui anche se escono poi dopo non sanno dove andare. Mi ricordo una volta, tanti anni fa, la direttrice del carcere minorile di Bologna mi disse che uno dei loro casi peggiori, che avevano tra l'altro riabilitato molto bene, era stato una decina d'anni con loro, insomma, quando ha finito di scontare la sua pena, poi dopo non sapeva dove andare a dormire, lei spesso lo trovava la sera che dormiva in uno scatolone sulla porta carraia del carcere minorile, perché non sapeva dove andare, questo dormiva all'aperto fuori, così sto ragazzo. Insomma, quindi ecco, sono situazioni veramente tristi, molto molto tristi. Io le vedo molto con l'occhio del medico più che con l'occhio del cittadino. Insomma, certamente anch'io ho assistito a, non so, per esempio una volta ero in treno, un ragazzino ci avrà avuto 16-17 anni, ha aggredito il capotreno perché gli chiedeva il biglietto, lui non voleva viaggiare col biglietto, era senza biglietto, per cui nel momento in cui viene chiamata la polizia ferroviaria, quello che è, questi reagiscono, aggrediscono tutti, per cui commettono una serie 7-8 reati nel giro di 3 minuti, insomma, per cui c'è anche da capire poi dopo come affrontarle queste situazioni. Quindi ecco, sono casi, cioè, sicuramente c'è un aumento di problematiche giudiziarie in età evolutiva, questo sicuramente. Sì. Sicuramente. Vabbè, perché torniamo sempre al discorso, se vogliamo andare a parlare di come si forma il cervello di questi bambini, di questa ultima generazione, il discorso è che non abbiamo i freni inibitori razionali, per cui queste esplosioni di rabbia o la stessa reazione di difesa-offesa non è più per niente controllata dalla razionalità, e quindi ci esplodono queste situazioni tipo quella del bambino. Ecco, da questo punto di vista lei ha fatto un'osservazione, io la leggo nell'intervista Panorama che citavo prima: se noi lasciamo i ragazzi, lei dice, davanti allo schermo del computer o del telefonino per 6 o 8 ore al giorno, a cominciare dall'età infantile, succede un qualcosa di molto pratico, cioè non consentiamo alla parte anteriore del loro cervello di svilupparsi. Le immagini, la fruizione del virtuale in maniera passiva colpiscono la parte posteriore del cervello, che è quella primordiale legata agli istinti, no? Se prendiamo il tronco encefalico di un animale e di un uomo, lei ha detto sono pressoché uguali. Quello che ci differenzia è la corteccia anteriore, cioè quei 18 metri di cervello che servono a controllare le emozioni, gli istinti, e quindi, diciamo, l'approccio razionale
quello che manca sono le aree che inibiscono l'istintualità animale, quella esplosiva, che alberga nella parte posteriore. Quindi diciamo il link tra il computer e il telefonino, la nostra struttura neurologica cerebrale è fortissimo. Sì, è vero, oggi è proprio così, cioè io ho cominciato a fare i primi studi su questo argomento nel 2016, perché già si vedeva questa deriva. Ho cominciato nel 2012-2013, quando c'è stata la grande diffusione degli smartphone, perché prima era meno evidente, poi nel 2013-2014 è cominciato ad aumentare questa patologia e le problematiche, cioè arrivavano questi ragazzini, questi bambini. Io mi ricordo una volta un bimbetto di 8 mesi che aveva grossi problemi motori, ma che riusciva a mantenere la posizione seduta solamente se aveva il telefonino in mano, perché lui si metteva seduto e se no non stava seduto, solo se aveva il telefonino in mano riusciva a stare seduto a 8 mesi. Quindi bambini che proprio uno sviluppo totalmente anomalo. E allora mi chiedevo, dico, ma che cosa succede nella testa di questi bimbi? Poi dopo hanno incominciato ad arrivare tante cose, cioè, tanti aggiornamenti scientifici con delle pubblicazioni dove si vedevano le risonanze magnetiche funzionali. Proprio, e che cos'è la risonanza magnetica funzionale? È una risonanza magnetica dove noi non vediamo l'aspetto statico, cioè non vediamo l'aspetto anatomico, ma vediamo l'aspetto fisiologico, perché considerando quello che è il consumo delle cellule nervose, noi possiamo, attraverso la risonanza, possiamo andare proprio a comprendere, a capire quanto le cellule nervose consumano mentre si attivano o mentre stanno a riposo. Sarebbe come vedere un motore di un'automobile che sta fermo, cioè allora la macchina è ferma, se il motore è acceso acceleriamo, quanto il motore si colora di colori diversi a seconda che faccia 3.000 giri o che ne faccia 1.000 o che faccia 10.000 giri. Insomma, quindi noi diamo colori diversi col computer e alla fine si vede sulla base dell'attività delle aree cerebrali quello che succede, come si attivano le aree cerebrali. Questo è proprio una cosa bellissima da vedere e molto utile. Allora, se noi mettiamo un bambino, prendiamo un bambino di scuola elementare e gli raccontiamo una favola su Biancaneve o su Cenerentola mentre sta dentro al tubo della risonanza, vediamo che si attivano le aree temporali, che sono i centri del linguaggio, e poi si attivano subito, quasi in contemporanea, le aree anteriori, perché lui tutto il messaggio che gli arriva per via linguistica entra nelle orecchie, poi da lì viene elaborato, va nei lobi temporali delle aree del linguaggio e da lì attraverso delle reti neurali arriva alle aree anteriori e lì si crea l'esperienza e razionale. sì, l'esperienza razionale, la memorizzazione della favola, un bambino se la ricorda e anche un po' di immaginazione si attiva, uno chiude gli occhi e vede davanti a sé la carrozza di Cenerentola che si forma dalla zucca, diventa una carrozza, queste cose che un po' tutti abbiamo sognato da bambini. Ecco, queste cose qua producono quindi un messaggio verbale, una lettura di una cosa di questo genere ci fa attivare le aree anteriori. Queste aree anteriori che sono aree meravigliose perché contengono tante cose, contengono la capacità appunto di memorizzare, ma le capacità di comprendere, quindi la comprensione di un linguaggio e poi anche un pochino di emotività, perché sono collegate all'amigdala, che è un altro centro molto importante dell'emotività. E quindi l'emotività, stimoliamo anche l'emotività, il saper credere è una cosa come vera o falsa anche. E quindi tutte queste cose che mancano un po' nei giovani di oggi, perché loro non sono stati poco esposti alle fiabe, alla lettura. Ben vengano per esempio a questo proposito le organizzazioni come Nati per Leggere che stimola la lettura già chiaramente nei bambini piccoli glielo legge la mamma e il papà una bella fiaba prima di addormentarsi. Questo può essere, ecco, quando c'è l'errore educativo, mi metto il bambino nel letto mezzanotte, andiamo a letto tutti insieme perché si va a letto tardi e quindi i bambini iniziano a dormire a mezzanotte, errore educativo gravissimo. Invece noi dobbiamo mettere un bambino nel suo lettino, mettersi lì vicino, dedicargli del tempo, leggergli una bella fiaba e tenergli la mano in modo che lui si addormenti sognando qualche cosa collegato alla bella fiaba che gli sto leggendo. Questo stimola
stimola le aree anteriori, comportamento giusto, Poi, comportamento fisiologico. dottor Pinkerle, questa stimolazione delle aree anteriori del cervello ha un ruolo importantissimo anche in relazione all'altro aspetto, no, se non sbaglio, di cui lei parlava prima, cioè la frustrazione. Perché gestire la frustrazione implica avere una capacità razionale che è quella che si ottiene anche stimolando la parte anteriore del cervello, di cui lei ci ha detto adesso, no? Se noi non diciamo più di no agli adolescenti è perché diciamo abbiamo paura delle loro reazioni. Però il concetto di no e di trasgressione e sanzione è propedeutico anche a affrontare l'insuccesso, il fallimento, e questo lo fai solo se sei capace di razionalizzare, cioè se la tua parte anteriore del cervello, quella lì che lei diceva prima, funziona, no? E non solo in questo senso, la parte anteriore del cervello è fondamentale. Lei ne ha parlato anche in relazione al fenomeno del lockdown, perché quando tu isoli gli adolescenti, come è successo con il lockdown da Covid, per esempio, amplifichi la loro solitudine, li rendi dipendenti sempre da quello strumento, il cellulare, il computer, il virtuale, che impedisce, diciamo, uno corretto sviluppo della facoltà razionale, no? O sbaglio, professore? Sì, ha piovuto sul bagnato in qualche modo, dire, perché il lockdown è stato un peggiorare ulteriore di un trend che era già in grande peggioramento, quindi ha facilitato ed ha velocizzato questo peggioramento. Non è stato l'unico responsabile, perché guardate, dire prima andava tutto bene, poi c'è stato questo maledetto Covid e adesso va tutto male, questo è perché già c'eravamo, ripeto, già dal 2013 con l'avvento degli smartphone che hanno una funzionalità molto migliore rispetto a quella del 2011, 12 e del 10, gli apparecchi sono molto più sofisticati, gli apparecchi di oggi. Ecco, con questo arrivo chiaramente questi problemi erano già iniziati, si vedevano già. Poi dopo il lockdown ha rappresentato un peggioramento. Guardate, sono usciti degli studi, particolarmente 2021, 2022, 2023, sulla solitudine, fatti negli Stati Uniti, molto belli questi studi, dove ci fanno capire che la solitudine, cioè stare chiusi in casa da soli o molto esclusi dal resto della società, è una delle cause di morte precoce maggiore, più del diabete, più dell'ipertensione, più dell'obesità. Quindi tra l'altro c'è stato proprio poco tempo fa un servizio fatto da Presa Diretta, fatto in Giappone, dove si vede che chi vive da solo muore prima, questo sicuramente. E nei nostri ma spesso si muore, ma non è che si muore di fame, si muore di problematica psichica, cioè diventi depresso, ti va via la voglia di vivere, alla fine quindi ti alimenti meno, ti alimenti male, il non frequentarsi con altre persone. Homo sapiens è un uomo, l'uomo sapiens è un uomo che ama l'amicizia, ama la socialità, siamo esseri socievoli, ci piace stare insieme, metterci a confronto. Diminuendo il numero di amicizie aumenta la mortalità. Sono due cose che vanno una contro l'altra, cioè più diminuisco le mie amicizie, più aumenta la mortalità nella popolazione che ha diminuito le amicizie. E questo purtroppo è un trend che negli Stati Uniti e nei paesi occidentali sta andando avanti, come l'obesità. Purtroppo l'obesità sta andando avanti e aumenta la mortalità della gente. E la stessa cosa si è visto, non è solo l'obesità, ma si è visto che anche la solitudine, aumenta la solitudine e si muore prima. Allora è chiaro che i nostri ragazzi stanno male. Arriviamo a dei casi gravissimi come la sindrome Hikikomori, in cui si chiudono in casa, bloccano le tapparelle perché non vogliono più vedere la luce del sole, cioè, sono come degli zombie, dei morti viventi che stanno chiusi in una tomba, la camera diventa come una tomba, hanno persino paura di andare al bagno a fare i loro bisogni, per cui fanno tutto in camera, cioè devono essere stanati dai vigili del fuoco perché non è possibile tirarli fuori da queste specie di stalle puzzolenti, maleodoranti, all'interno dei condomini la gente protesta, insomma io li ho visti a Macerata 2 o 3 di questi, ma sono situazioni in cui
metterci le mani, dopo ci vogliono 5-6 anni di inserimento in una comunità, di psicoterapia, di lavoro, psicofarmaci, cioè sono casi che vanno male, non vanno bene, cioè prendersi conto che c'è un hikikomori in una nostra città e che questo qui ha 16-17 anni, a un certo punto lo dobbiamo stanare, perché se no l'alternativa è che si muore tutti insieme, cioè anche la famiglia non può andare avanti. Ma Sì. finita questa cosa, fatta questa cosa, alla fine però questi ragazzi quando vengono messi nelle comunità poi dopo non vanno bene, vanno male, perché sono degli elementi già totalmente devastati, quindi ci vogliono anni e anni di lavoro per cercare di migliorare. Quindi la morale favola qual è? Sì. Dobbiamo intervenire precocemente, cioè sapere individuare i segni di chiusura. Sappiamo che un adolescente sano vuole uscire, vuole stare fuori in mezzo ai coetanei. Quando un adolescente comincia a dire io voglio stare in casa, voglio stare da prima abbracciato a mamma, pomeriggio non faccio niente, mi chiudo dentro la mia stanza, poi comincio a dire non vedo più nemmeno mia madre perché anche il contatto con mia madre mi mette paura, e allora mi chiudo completamente, non voglio più nemmeno vedere che mi porta da mangiare, mi faccio lasciare il vassoio fuori dalla camera, cioè piano piano vuol dire che la tua mente è diventata ormai talmente malata che cercare poi dopo di metterci le mani successivamente è un compito improbo. Comunque, tornando al discorso sì. Avete ascoltato Auto da Fè. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua